Grazie Presidente. Prima di tutto mi voglio unire alle considerazioni fatte da altri colleghi che sono intervenuti prima di me, ringraziando i gruppi parlamentari e i colleghi che hanno voluto collaborare con noi alla stesura di una mozione unitaria, perché questa mozione è stata depositata dalla Lega quando ancora c'era il vecchio governo, ma poi in quest'ultimo mese ci ha visto collaborare per far sì che un tema divisivo come quella dell'individuazione del sito per il deposito unico di scorie nucleari a livello nazionale diventasse un tema su cui tutto il Parlamento quasi si potesse unire, date che le preoccupazioni sono comuni. E oltre ai colleghi ci tengo in maniera non formale a ringraziare il Ministro D'Incà e il Sottosegretario Vagnagava, che hanno avuto il ruolo di mediatori in questo difficile processo che però credo segni una bella pagina di questa legislatura. Come dicevo, la mozione è stata presentata dal mio gruppo dopo che lo scorso dicembre, il 30 dicembre, il Governo aveva preso la decisione di desecretare la Carta CNAPI, la Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee per il collocamento del sito nazionale di deposito dei rifiuti nucleari. E a seguito di questa decisione, il 5 gennaio, c'è stata poi la pubblicazione sul sito del Ministero dell'Ambiente che ha ingenerato, a dir poco, caos e panico sui territori. Perché da un giorno all'altro, senza che ci fosse un preventivo passaggio parlamentare, senza che noi stessi fossimo informati, i cittadini italiani hanno scoperto dal sito del Ministero dell'Ambiente quali potevano essere le aree che avrebbero visto insediarsi questo sito. E di queste 67 aree, la cosa che è balzata subito agli occhi è il fatto che la collocazione e la scelta delle aree potenzialmente idonee creava evidentemente delle distorsioni di distribuzione sul territorio. Perché, come è già stato ricordato, tra le 67 aree, tra quelle classificate in fascia 1, cioè quelle più idonee, quelle che sono individuate dalla Sogin come le più ideali per la collocazione di questo sito, ben 7 sono in Piemonte, 2 in provincia di Torino e ben 5 in provincia di Alessandria e 5 sono in Lazio in provincia di Viterbo. Quindi c'è una concentrazione su queste aree che è assolutamente difficile a occhio nudo da spiegare senza una preventiva informazione. E oltre a non aver condiviso questo metodo, non abbiamo neanche condiviso la scelta di fare un atto del genere in piena pandemia, visto e considerato che sulla base della legge i comuni, gli enti locali, i territori avevano soltanto 60 giorni per fare le osservazioni in vista del seminario nazionale che dovrà decidere dove sarà collocato il sito. E noi su questo poi siamo intervenuti noi come altri gruppi con degli emendamenti al milleproroghe che perlomeno hanno sistemato questa prima parte che era oggetto della mozione originaria. Abbiamo prolungato a 180 giorni il periodo di tempo per i comuni per le osservazioni e 240 giorni il tempo per lo svolgimento del seminario, tenendo anche in considerazione il fatto che negli enti locali c'è lo smart working, che non si possono fare riunioni, che c'è difficoltà nel movimento. E soprattutto tenendo conto anche del poco tempo che si era dato senza preavviso. Ma oltre a non aver condiviso i tempi e i metodi, per le ragioni che ho spiegato, non abbiamo neanche condiviso l'applicazione dei criteri oggettivi che sulla base del decreto legislativo del 2010 e delle indicazioni dell'ISPRA recepite in legge nel 2014 Sogin ha fatto per individuare le aree. E spiegherò poi perché questi criteri non ci hanno convinto, perché i criteri sono sicuramente oggettivi e sono sicuramente di buon senso, ma l'applicazione evidentemente ha avuto un risvolto politico se c'è stato un trattamento così diverso dei territori e una concentrazione così difficile da spiegare su alcune aree rispetto alle altre. E vedete, quando parlo di questi criteri e dico che sono criteri oggettivi, io penso a cose di buon senso che noi abbiamo ribadito nella mozione, ma che evidentemente sono state interpretate in maniera diversa. Perché se noi guardiamo quelli che secondo la legge sono i criteri di esclusione di un'area per l'individuazione di questo sito, che ricordo, l'hanno già detto altri colleghi, va fatto perché l'Italia è in procedura di infrazione per il fatto che da troppo tempo non si prende una decisione. Quindi è giusto avviare questo percorso, ma è giusto che su questo percorso non si affidi la scelta ai tecnici, ma il Parlamento dica la sua. E quando i colleghi di Fratelli d'Italia dicono non serve una mozione, bisogna cambiare i criteri di legge, noi riteniamo che i criteri di legge siano corretti, ma che l'interpretazione che è stata fatta sia sbagliata e quindi che il Parlamento debba dare un'indicazione su come correggere alcune storture. Questo è il senso della mozione. Quando sui criteri leggo che vanno escluse le aree naturali o protette, le aree che non sono a distanza adeguata da centri abitati o quelle che sono vicino a produzioni industriali a rischio, e tra i criteri di approfondimento, quindi quelli che sconsiglierebbero l'individuazione di un sito, il fatto che vi siano produzioni agricole di qualità e tipiche
o luoghi di interesse storico, io mi devo fare qualche domanda rispetto alla mia esperienza empirica di cittadino di Alessandria. Io non voglio fare un intervento localistico, ma visto e considerato che la provincia di Alessandria è quella che ha più siti e visto e considerato che quel territorio lo conosco bene, vorrei condividere con voi alcune preoccupazioni che immagino anche in altre parti del territorio italiano ci siano state e abbiano portato a una reazione così forte rispetto a questa carta. Vedete, ci sono dei comuni che sono già oggi in area UNESCO che sono stati individuati come possibili siti del deposito. Ma allora, se c'è una tutela per le aree naturali protette e per i centri abitati, qualcuno mi spiega come è possibile che nel sito vitivinicolo UNESCO, Langhe, Roero e Monferrato, la Soggi non si sia resa conto che non si può mettere un sito di deposito nucleare, visto che i criteri sono già assegnati in legge? Quando noi chiediamo di escludere le aree UNESCO, le buffer zone e i comuni contermini, non facciamo altro che spiegare quello che in legge già c'è, ma che evidentemente è stato interpretato in maniera sbagliata, o evidentemente, visto che il passaggio di quei territori a sito UNESCO è avvenuto nel 2014, la valutazione è stata fatta prima. Qualcuno deve spiegarcelo, ma non si può pensare che in un sito UNESCO che ha tutte queste caratteristiche ci possa essere un deposito di questo tipo. Ma se penso anche al tema della pressione ambientale, che abbiamo ribadito ma che già c'era in legge, io mi chiedo come il sito di Bosco Marengo, che dista pochi chilometri dalla Solvay Solexis, ex Montedison, che ha problemi ambientali per il tipo di produzione che fa, tanto che anche la Commissione Ecoreati, la bicamerale di questo Parlamento, si è occupata del sito, possa aver previsto l'indicazione di quel sito lì. Se dista pochi chilometri, c'è o non c'è una pressione ambientale? C'è o non c'è una produzione a rischio? Evidentemente sì. Se c'è il criterio dei siti storici di interesse per escludere un'area, qualcuno mi spiega perché ci può essere Bosco Marengo dove c'è il complesso di Santa Croce? O qualcuno mi può spiegare perché il comune di Sezzadio, con una futura discarica e con l'abbazia di Santa Giustina Romanica, è stato individuato? Sono tutte domande a cui Sogin ci deve rispondere perché si possa dare risposte ai territori che non capiscono evidentemente queste scelte. Anche perché, vedete, il titolo di territorio UNESCO non è qualcosa che è per sempre. Per quel territorio lì, quello dei paesaggi vitivinicoli, è stato premiato il connubio tra l'antropizzazione dell'agricoltura e la bellezza paesaggistica. Voi capite che se creiamo un nuovo sito di questo tipo, quell'equilibrio viene rotto, e c'è un precedente, che è il precedente di Dresda, dove il centro storico di Dresda e l'asta del fiume erano tutelati UNESCO e con la costruzione di un ponte si è tolto il titolo di territorio UNESCO. Allora io non credo che un territorio che ha investito così tanto sul turismo e la produzione agricola di qualità possa vedere perdere un titolo di questo tipo per una scelta fatta con superficialità. Ma la stessa cosa si può dire anche per territori che conosco meno, ma che oggettivamente non si capisce come possono essere ricompresi. Parlo delle isole maggiori, parlo della Sardegna. Se l'idea di porre il sito è quella di porre il sito in una zona logisticamente accessibile e che permetta il trasporto delle scorie nucleari in sicurezza, come possiamo metterlo in un'isola dove non c'è neanche un porto industriale? È difficile da capire questo, già a criteri di legge vigenti che non facciamo altro che ribadire. Ebbene, un altro principio che noi abbiamo voluto inserire, signor Presidente, è che dopo la fase di dibattito, presupponendo che queste indicazioni che dà il Parlamento, che sono specificazioni di buon senso di quanto già inserito nella legge, si permetta di aprire una concertazione anche con i territori che ancora non sono stati individuati. Perché non si capisce come in un momento di tensione sociale come questo si debba andare alla guerra tra territori che per mille e una ragione, per mille e una problematiche ritengono di non essere idonei, e ci sono territori che invece si vogliono autocandidare ma che non sono stati inseriti. È chiaro che bisognerà valutare se ci sono le condizioni, se ci sono dei siti idonei, ma il caso di Trino che veniva citato prima è un caso che deve essere tenuto in considerazione. Ci sono altri comuni che vogliono proporsi. Allora, se vogliamo che la concertazione sia una concertazione vera, non facciamo che sia una concertazione che nasce dall'imposizione, ma apriamo davvero un dibattito in modo che i territori si possano confrontare e che chi non vuole questo sito per mille e una motivazioni, per tutelare l'agricoltura, perché ha già una pressione ambientale forte, perché è vicino ai siti UNESCO, perché ci sono degli interessi storici, perché si è deciso di investire sul turismo e sull'ambiente, possa tirarsi fuori, e chi invece vede in questo sito, che va fatto, un'opportunità, si possa candidare evitando un conflitto sociale in un momento in cui il Paese di conflitti sociali sicuramente non ha bisogno. E quindi, ringraziando ancora tutti gli attori di questo percorso unitario, ovviamente annuncio il voto favorevole della Lega e credo che abbiamo avviato un percorso utile che darà risposte importanti al Paese, cioè farà in modo che questa scelta venga fatta
davvero nella massima condivisione e senza che sia vista come un'imposizione sui territori che ritengono di non essere adeguati. Grazie.